Sono Michele Camoglio, dirigente dell'area tecnica e ambientale della provincia di Cagliari. Abbiamo partecipato a questo convegno portando l'esperienza degli ecosportelli GPP per gli acquisti ecosostenibili. Nella realtà abbiamo raccontato come le 8 province della Sardegna assieme alla Regione si sono organizzate per sperimentare, forse tra i primi in Italia, cosa voleva dire fare acquisti ecosostenibili. In particolare noi con le province si erano costituite in una sorta di società, dando mandato alla provincia di Cagliari a fare da capogruppo, e avevamo costruito una sorta di piano attuativo dove tra le cose principali si prevedeva innanzitutto gli acquisti sostenibili da parte degli enti stessi e quindi l'organizzazione interna per poter acquistare quello che è possibile ecosostenibile. Dall'altra essere referenti verso i comuni, gli enti locali da una parte e le imprese dall'altra per spiegare, sperimentare cosa voleva dire cercare di affrontare questo argomento. L'altra era fare promozione, spiegare che cosa era, spiegarlo alle scuole in particolare, spiegarlo alla popolazione. E su questo poi abbiamo attivato anche uno sportello telematico in maniera tale che chiunque si potesse collegare e capire cosa poteva comprare o non comprare. Questa esperienza è durata 3 anni, è finita adesso nel 2015. Naturalmente stiamo come grande prodotto ha dato, oltre che a diffondere la cultura dell'acquisto ecosostenibile in giro per le popolazioni. È stato un classico esempio quello che è uscito fuori durante il convegno di un nostro amico continentale, che in un comunello del Nuorese sentiva parlare nel tavolino a fianco delle ragazze di acquisti ecosostenibili, e questa è la dimostrazione che sta entrando nella testa della gente che forse gli acquisti possono fare non pensando soltanto a quello che costa di più e quello che costa di meno, ma anche a quello che si può acquistare non producendo danni con l'ambiente. Però al di là di tutto il risultato maggiore è stato che finalmente in Senato hanno approvato una regola, una legge sulla ecosostenibilità. Adesso questa legge è alla Camera perché venga naturalmente da parte loro approvata e poi deve tornare in Senato. Quindi anche questo è un grande risultato. La legge prevede che appunto gli acquisti ecosostenibili siano un elemento importante e basilare negli appalti, soprattutto quelli pubblici, per l'acquisto dei materiali.